Ancora ignoto il movente dell'omicidio del pregiudicato Giuseppe Ruffolo, 33 anni, sul quale indaga la polizia di Cosenza. L'uomo è stato ucciso ieri sera in un agguato in via degli Stadi mentre era alla guida della sua automobile, raggiunto da 5 colpi di pistola calibro 7,65. Il killer avrebbe sparato da una moto condotta da un complice. L'uomo ha avuto la forza di scendere dall'auto e chiedere aiuto. Soccorso e condotto con un'auto in ospedale. È morto durante il trasporto. Sit-in di protesta stamattina nell'area antistante l'ospedale di Crotone contro i tagli previsti dall'azienda sanitaria provinciale nell'ambito del piano di rientro sanitario. L'iniziativa è stata promossa da Italia dei Valori per difendere l'ospedale della città mediante anche una raccolta firme con cui formalizzare una petizione popolare contro la soppressione e la dequalificazione di alcune strutture ospedaliere. I rappresentanti di 4 associazioni che si occupano di prestazioni sociosanitarie hanno inviato una lettera al presidente Scopelliti con cui annunciano che dal 5 novembre sospenderanno la loro attività per totale carenza di risorse finanziarie a causa delle omissioni della Regione nell'erogazione dei rimborsi per le loro prestazioni. Le associazioni riferiscono inoltre che non parteciperanno più ad alcun incontro convocato dalla Regione. Entro il prossimo 31 dicembre i comuni che contano meno di 5.000 abitanti dovranno associarsi e offrire servizi più efficienti ed innovativi ai cittadini con una conseguente ottimizzazione dei costi. Questo è quanto prevede l'ultima manovra finanziaria varata dal governo. Nella provincia di Cosenza hanno espresso la propria volontà ad associarsi i sindaci dei comuni di Castiglione Cosentino, Lappano, Zumpano e Rose che hanno stipulato l'accordo questa mattina.